presidente Salvadori sono questi e non sono particolarmente incoraggianti. Ora cosa si fa? Io credo che si debbano mettere insieme tutti i cosiddetti soggetti dell'economia o della realtà di mezzo, le associazioni di categoria, le camere di commercio, i sindacati dei lavoratori, le associazioni culturali, cioè tutti coloro i quali, avendo interesse e molto vicino al territorio, sono in grado di pensare in grande per il territorio medesimo. Per farne, secondo, un meccanismo per il quale molto banalmente si arriva a programmare quel territorio, a stabilire le modalità per cui questa programmazione si sviluppa e a accompagnarne poi lo sviluppo in termini pratici anche per il ritorno economico. Da ultimo, siccome sistemare il pregresso, aggiustare ciò che è vetusto, comunque costa l'ira di Dio, abbiamo un modello che oggi funziona, che è quello dell'ammortamento anticipato e maggiorato. Basterebbe rendere questo modello applicabile a tutti coloro i quali intendono utilizzare una roba vecchia per migliorare un territorio, per esempio i centri storici.